La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti i 12 imputati per la trattativa Stato-mafia. La richiesta è stata formulata dal PM Nino Di Matteo, che ha così concluso davanti al GUP Pier Giorgio Morosini nel carcere di Pagliarelli la requisitoria cominciata ieri nell'aula bunker del Lucciardone. Gli imputati sono 4 mafiosi: il capomafia corleonese Leoluca Bagarella, il capolista, suo cognato Totorina, il pentito Giovanni Brusca e il palermitano Antonino Cinà, 3 politici, l'ex ministro democristiano del Mezzogiorno Calogero Mannino, il senatore del PDL Marcello Dell'Utri e l'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino, che risponde solo di falsa testimonianza, e 3 ufficiali dei Carabinieri, generali Mario Mori, Antonio Subranni e l'ex colonnello Giuseppe De Donno, e infine Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo, che risponde, oltre che della trattativa, di concorso in associazione mafiosa e calunnia aggravata. La posizione del boss Bernardo Provenzano è stata stralciata nei giorni scorsi e il boss verrà giudicato il 23 gennaio dallo stesso GUP. Mancino questa mattina ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato e il GUP si è riservato di pronunciarsi il merito. Mannino è accusato di violenza o minaccia a corpo politico dello Stato. I reati contestati per i presunti accordi tra Stato e mafia risalenti al periodo delle stragi del 92-93 sono quelli di attentato con violenza o minaccia a corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato, tutto aggravato dall'agevolazione di Cosa Nostra. Il patto sarebbe stato suggellato, secondo l'accusa, da ex ministri per mezzo di mafiosi e il tramite di Dell'Utri per evitare nuovi attentati. In cambio sarebbe stato offerto un ammorbidimento del 41 bis, il regime di carcere duro previsto per i detenuti legati a Cosa Nostra. Terminata la requisitoria del PM, la parola è passata alle parti civili. L'udienza preliminare proseguirà domani con gli interventi dei difensori e quindi lunedì prossimo. Un'autentica trattativa tra i vertici istituzionali dello Stato italiano e la mafia non vi fu. Ci furono però servitori dello Stato che, pur privi di un mandato, ebbero contatti con pezzi di Cosa Nostra per giungere a un'intesa per fermare le stragi. E questo è il sunto dell'inchiesta della Commissione parlamentare antimafia, reso noto oggi dal suo presidente, l'ex ministro dell'Interno Beppe Pisanu, che ha evidenziato precise responsabilità nell'arma dei carabinieri per convenienze strategiche, il sospetto che politici siciliani si siano attivati per favorire l'intesa, spinti dalla paura di essere uccisi, e poi le ombre ancora presenti sugli attentati a Falcone e Borsellino. Insomma, dice Pisanu, sembra logico parlare più che di una trattativa sul 41 bis, di una tacita e parziale intesa tra parti in conflitto, una trattativa tra uomini dello Stato privi di un mandato politico e uomini di Cosa Nostra divisi tra loro e quindi privi di un mandato univoco e sovrano. Ci furono tra le due parti convergenze tattiche, ma strategie divergenti. La relazione della Commissione antimafia precisa che i vertici istituzionali e politici del tempo, dal Presidente della Repubblica Scalfaro ai Presidenti del Consiglio Amato e Ciampi, hanno sempre affermato di non aver mai neppure sentito parlare di trattativa e non possiamo mettere in dubbio la loro parola e la loro fedeltà alla Costituzione e allo Stato di diritto.